Principato di Monaco, le isole Caimane, dalle isole del Pacifico momento, perché l'Austria è una cosa complicata, le gradazioni sono molto diverse. Comunque diciamo questi paesi, la Svizzera poi tuttora, nonostante il fatto che ci sono una serie di accordi, sono considerati paesi non cooperativi e quindi da osservare, le operazioni di questi paesi sono da osservare in modo particolare. Però in realtà qui abbiamo una difficoltà nel fondo. Delle caratteristiche dei mercati legali, dei motivi per cui i mercati legali sono cresciuti, è il fatto che la loro componente finanziaria si è potuta sviluppare già a partire dagli anni 60 in un contesto finanziario internazionale, in un mercato finanziario internazionale che stava nel suo complesso sfuggendo ai controlli delle autorità nazionali. Quindi il problema dei centri offshore è solo una parte del problema, perché fin dagli anni 60, almeno dagli anni 60, a livello internazionale, una serie di strumentazioni, per esempio la Svizzera, di cui si parla tradizionalmente come un paese del segreto bancario e ovviamente anche della scarsa popolazione per tutte questo tipo di... La Svizzera è un paese che, lasciamo perdere le guerre mondiali, ma che negli anni 60 era il paese dove da un lato il blocco sovietico riusciva a fare le sue operazioni finanziarie anche con l'Occidente, se era il caso, al di fuori dei controlli, al di fuori dei sguardi discreti e anche al di fuori, diciamo, delle sue stesse dei controlli delle sue stesse istituzioni per certi aspetti. Per altri aspetti era il luogo dove, per esempio, le imprese multinazionali, soprattutto statunitensi all'inizio, aprivano i loro depositi fuori del paese perché, tutto sommato, perché essendo imprese ormai multinazionali dovevano riportare tutti i soldi negli Stati Uniti e magari farli passare tutti quanti negli Stati Uniti. A quel punto avevano anche, diciamo, tecnicamente la giustificazione di dire: ma no, perché a livello internazionale abbiamo bisogno di una piazza finanziaria internazionale. Questi sono stati due, per esempio, dei canali con cui è cominciato a sorgere, non in Svizzera dal punto di vista fisico, ma in realtà come mercato, anche in questo caso, come diceva Lacchi, come luogo e principio virtuale a livello internazionale, un mercato finanziario al di fuori dei controlli delle autorità finanziarie militari. All'epoca infatti si definiva, negli anni 60, quando si scoprì, diciamo, un po' l'esistenza di questo mondo, che, ripeto, non era necessariamente criminale, era multinazionale che metteva i suoi soldi fuori dagli Stati Uniti, magari violando anche qualche legge degli Stati Uniti, ma insomma sostanzialmente ai limiti della legge. All'inizio si disse che era un mercato degli euro-dollari, perché si diceva negli anni 60 sono dollari che si sono collocati in Europa, che è una piazza, diciamo, lontana dagli Stati Uniti, e non più sotto il controllo dell'autorità monetaria statunitense. Poi sono diventati eurovalute in senso lato, perché tutti hanno cominciato a fare queste operazioni anche in marchi e in altre valute, e poi in realtà questi sono diventati i mercati finanziari che conosciamo, cioè tutto quel mondo che non è solo in Svizzera, e giustamente si cita, in Austria, ma a Londra, poi anche adesso si parla della City e Wall Street. La City è, diciamo, tra virgolette, un paradiso fiscale, societario, chiamiamolo come ci pare, un paradiso finanziario, nel senso che sono operazioni che fisicamente si svolgono a Zurigo, a Londra o anche a Vienna, ma in realtà si svolgono nei mercati finanziari virtuali, tra l'altro ormai oggi solo con dei click di computer, e quindi sono in una situazione estranea, esterna alla possibilità di
quando il presidente della Federal Reserve, Bernanke, decide di aumentare o di diminuire, negli ultimi anni c'era la crisi di aumentare, di stampare moneta, di aumentare la dotazione di moneta negli Stati Uniti, di far affluire nell'economia liquidità, lo decide in base a dei calcoli su quanti dollari, su quanta moneta circola negli Stati Uniti, ma in realtà quelli non sono tutti i dollari che circolano nel mondo, ovviamente, c'è molto altro e altro. Tanto per darvi un'idea che non ha strettamente a che fare, ma anche a che fare con i citati, non ha strettamente a che fare con i citati. Dicevamo prima che il prodotto interno mondiale oggi è di circa 60.000 miliardi di dollari. Se vogliamo dare un altro dato di riferimento, per esempio a livello finanziario, il controvalore per esempio dei titoli azionari delle azioni trattate nelle borse valori è circa 58.000 miliardi di euro, quasi come il prodotto interno lordo. Però vabbè, questo non vuol dire molto, perché i titoli azionari sono capitali che possono benissimo avere un valore anche molto elevato. Questo è per darvi un riferimento. 58.000 è il valore dei titoli azionari in borsa. Qual è il valore dei prodotti finanziari cosiddetti derivati, cioè diciamo del 90% delle transazioni finanziarie che avvengono in questo momento nel mondo? Il valore nominale, diciamo, di tutti quei, non solo delle azioni, non solo dei titoli di Stato, non solo dei bond, ma di tutte quelle operazioni complicate, per esempio lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi, che è 350, 400, 500, Dio cosa succede, eccetera, viene calcolato, sì, tra i titoli di Stato, ma in realtà viene calcolato tra un titolo italiano che si chiama BTP Future, che BTP è la sigla di buono del tesoro poliennale. Future vuol dire che è un buono del tesoro poliennale fra 3 mesi. Non è un titolo di Stato e basta, è un prodotto derivato sui titoli di Stato e per certi aspetti una previsione di come sarà il titolo di Stato. Bene, il mondo finanziario oggi è pieno di questi prodotti derivati dai prodotti di base che sono le azioni, i titoli di Stato, le cose che possono valere 58.000 o altre cose del genere. Bene, il valore nominale di tutta quest'altra roba è, alla fine del 2011, 648.000 miliardi di dollari. Ripeto, 63.000 il PIL, 58.000 le azioni, 648.000, cioè 10 volte il PIL mondiale, il valore nominale, cioè uno valore di carta, tutta questa roba che non sono azioni, obbligazioni, che sono prodotti finanziari che si scambiano nel modo giusto. Ecco, questo per dire che cosa è diventato questo mercato finanziario fuori controllo. In questo mercato finanziario fuori controllo i capitali di origine criminale hanno avuto ovviamente molto più buon gioco di ricollocarsi di quanto avrebbero potuto fare in qualsiasi sistema. Ecco perché sono diventati importanti i centri offshore, cioè quelle località dove i controlli non ci sono, non solo non ci sono a livello internazionale, ma non ci sono neanche da parte dello Stato che ospita. Cioè alle isole Cayman tu sei fisicamente in uno Stato che non ti controlla e virtualmente in un pezzo del mercato finanziario internazionale che comunque non si può controllare. Ecco perché si sono poi le cose non sono semplici come dicevamo, perché l'Austria è una situazione parzialmente controllata, parzialmente no, i buchi non ci sono, ma Cayman è una cosa particolare, eccetera, eccetera. Però nel complesso i centri offshore, paradisi fiscali, ormai paradisi fiscali è una denominazione vecchia, diciamo, storica, ormai questi sono paradisi finanziari, in realtà sono pezzetti del mercato finanziario internazionale incontrollato, pezzetti che noi vediamo fisicamente, che magari sono anche belli,
esteticamente, riusciamo a vedere perché in quei territori l'autorità nazionale ha rinunciato anch'essa ai controlli, oltre che per ragioni internazionali. Ecco perché uno dei problemi che abbiamo è uno degli indicatori, dei segnali importante è l'operatività con i centri finanziari nascosti. Allora, che cosa leggiamo in queste relazioni? Leggiamo delle cose interessanti, non so se voi le avete mai viste come giornalisti o come liberali. Sono relazioni scaricabili dal sito della Banca d'Italia, sezione unità di informazione finanziaria, e sono per capirci una cosa di questo genere. Faccio vedere come stanno. Si parla di operazioni sospette. Sì, e adesso arriviamo poi a come si passa